5.648 migranti su 36 barconi, 9 morti. Questo è il bilancio della sola giornata di ieri. Sono numeri che testimoniano una continua emergenza sulla rotta delle migrazioni, ma sono anche storie di persone ripescate nel canale di Sicilia, salvate da quello che è considerato ormai un mare di morti. Mentre l'Italia ieri celebrava la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza, ricordando l'ecatombe del 2013, in cui persero la vita 366 migranti, venivano recuperati ieri 8 cadaveri ed una persona ha esalato l'ultimo respiro mentre veniva trasportata sulla terraferma. Il documentario Fuoco a Marene è un celebre esempio. Lo scorso febbraio ha vinto l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino come miglior film straniero. La giornata di ieri per le forze impegnate in mare nei salvataggi è stata un'emergenza come le altre. Per i migranti l'occasione per sopravvivere o morire, ma comunque lasciarsi alle spalle una terra fatta di miserie e guerre. Ma il mondo ha parlato di Lampedusa e del fenomeno immigrazione grazie al concorso RAI che ha coinvolto le testate del globo. Sull'isola per più giorni 200 studenti italiani e stranieri per l'iniziativa L'Europa inizia da Lampedusa. Incontri e laboratori per far acquisire ai giovani consapevolezza sull'immigrazione. La giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza è stata anche l'occasione per l'apertura di un dibattito istituzionale. Uno su tutti, il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricordando il 3 ottobre 2013, ha affermato: la portata inedita e per certi aspetti epocali dell'emigrazione nel Mediterraneo non può certo essere trattata con cecità dalle classi dirigenti e con indifferenza dalle opinioni pubbliche. Il Presidente della Repubblica chiede poi di mettere in campo tutta l'intelligenza, l'umanità, la capacità organizzativa e di coordinare gli sforzi in ambito europeo.